Erisi su Consiglio regionale ha approvato a unanimità una modifica su comma 4 dell'articolo 29 della legge che pertocca tasa assento des enti locales, ove si stabiliti che la regione ha subentrare all'amministrazione comunale in sa gestione della biblioteca usata pezzicando usata a supprimere la provincia. A canto parete, sa gestione dell'asatta torrata su consorzio e dunque su comune di Nugoro chi commo a deppere versare sa quota che li spettata e sta a narrare 293.000 euro. Un bello risultato per l'amministrazione comunale che punnava alla mantenere sa gestione dell'istituzione culturale. Desumate si parre per Tore Sulas, capogruppo dell'UPD in Consiglio comunale, che nata che per una volta a Castello a Perdiu e si spera este che sia pezzi su cominzu de un cambiamento. Non è d'accordo in bezzese su Consiglieri de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu, che è sconvinto che in emendamento approvato erisi se mustorrasa su punto de partenza su comune de Nugoro de pepponere sa quota sua. Deo l'usò pedinde da meses, annausaio e apo presentato un emendamento in s'ultimo Consiglio comunale puru. Prosaiu non ber mai stau su pericolo de perdere la biblioteca, prusa presto cussu de non essere sudinare necessario per su funzionamento. S'emendamento approvato erisi ripetit una questione clara che su comune deve versare sa quota sua su consorzio. Secondo Saiu s'emendamento non data garanzia a su comune, anzi si rappresenta un pericolo in prusu ca commo torrat in iocu per isa provincia. E commo, concluiti Saiu, tocca per i debieresi su bilancio bisunu sordu 193.000 euro o si su comune deve pedire cusso spuro a sa regione. Pensando a su referendum de su battor de Natale, quando sos italianos hanno depere votare pro sa riforma costituzionale approvata in Parlamento, sos presidentes e PD de Sardigna, Pigliaru, de Suvriuli, Serracchiani, de sas provincias autonomas de Trento e Bolzano, Rossi e Compaccer, chi su sette de Santu Gavine ana scrittu sa carta de Udine, chi pertoccat su ruolo de sas autonomias speciales in s'ambitu de sa riforma costituzionale, custu Manzanu ha consegnato su documento a su ministro desa riformas Maria Elena Boschi. Sa presidente Serracchiani ha sottolineato che sa riforma costituzionale est de importumannu pro sa regiones e sas provincias autonomas e si specialidade issoro est necessaria pro s'Italia. Che in sa posizione nostra, annau Serracchiani, nos cherimus spiccare sa responsabilidade nostras e custu che narrera collaborare chi su governa a manera leale, ma vinzas a chi commo amus un'intesa forte che ha permettere a sa regiones e a sas provincias autonomas de ammodernare si specialidade issoro ed essere regalo pur fortes. Desa carta de Udine deva vedata Ugo Capellacci, chi nata chi este un atto brivu de calesi siat effetto giuridicu. Si diata a colare sa riforma, si specialidade di attessere in pericolo, nata Capellacci, siata pro su quadro giuridico nuovo, ove ata essere inseria, siata ca una volta modificau si statuto, s'autonomia che veniti cancellada in favore desa clausola de supremazia desi Stato centrale. In sos primos 6 meses de su 2016 in Italia battà più un aumento de su 19% de sos reatos a dannu de sas persones che in prur de 60 chimbannos, che medar volta spiccan a pare chi in malincrenioso chi lo strampana e lo si robana. Pro informare sos cittadinos e non pezzi sos anzianos, sa Polizia de Stato ha lanciato sa campagna Non siete soli, chiamateci sempre, che in duor videos ideaos dai Gianni Ippoliti, che in sa collaborazione de sos attores Fabiana Latini e Giovanni Platania. Erisi su primo video l'hanno posto in su profilo Facebook desa Polizia de Stato. S'obiettivu desa campagna desa Polizia è scusa de informare sos cittadinos, mescamente sos anzianos, a dare cara quando calicunu sonat saianna e si sono persone disconnottas si deppe mutire diretto su chente trechi. In custos annos, si leghet in una nota desa questura de Nugoro, sas
campagnas mandadas da innantir de sa polizia na più risulta orde profettu. Sos anzianos sono sempre prus informaos supra sas trampas e su prus de sas bortas sono issos mattessi chi las facen fallire. Totus os cittadinos sono a s'alerta e denunzian custos reatos azzudande su traballu de sas forzas dell'ordine. Sono bindichimizza sas aziendas sardas de su settore agroalimentare interessadas de su regolamento europeu chi dae su trechi de Nadale a imponnere s'obbligu de ponnere in sas confeziones de sos produttos un'etichetta che in sas informaziones de su valore energeticu, un impinnu nuovu pro sos produttores chi si non lu rispettano arriscano sanziones chi poden arribare a de che 8.000 euro. Pro cussu sos assozios de categoria sono traballande per azzudare sos iscritos issoro. Eris sa Confartigianao Impresa Sardigna promovi in Nugoru un seminario pro esplicare sa novidades de su regolamento europeu e presentare un'applicazione che permittiti de stampare sas etichettas che in sa declarazione nutrizionale moghende da una banca datos de 2.000 ingredientes. Un sistema studiato per semplificare una procedura che sas aziendas prus minores non si poden permettere. A s'addobiu vatu in s'Eurohotel han appicau parte Pietro Mazzette, segretario provinciale del Confartigianao Nugoro Zastra, Alfredo Croce, amministratore de Primo Label, sa sociedade che ha fatto s'applicazione, sos imprenditori erbennios dai totu sa provincia che han deppe esponnere sas etichettas in sos produttos issoro. Riappropriarsi della democrazia este su seminario promoviu eris in Nugoro da Ufficio diocesano pro sos problemas sociales e su traballu che aiata pro argumentus a crisi de sa democrazia rappresentativa a danno de sos dirittos de sos cittadinos e sa distanzia sempre prus manna intre classes dirigentes e populu. Prova a vedere de sa chistione biviti Mussennor Mario Toso, piscamu de Vaenza Modigliana, che esti stau segretario de su Custizu Pontificiu de sa Giustizia e de sa Pache e chi est uno de sos prus mannos espertos de dottrina sociale. Sos traballos los at coordinaos Don Pietro Borrozzu, direttore de s'Ufficio diocesano pro sos problemas sociales e su traballu. Su titulu de su seminario est una frase de Giorge Bergoglio, iscritta cando viti cardinale in una lettera pastorale inviata a sa diocesi sua de Buenos Aires. Mussennor Toso ha iscritto un usaggiu supra s'argumentu per una nuova democrazia, ube va veddata de sa crisi de sa democrazia, ube non sono in periculu pezzi sos dirittos politicos ma vinzas cussos sociales. Una crisi de rappresentatividade che interessat su mundu occidentale intregu. In Italia sos partidos tradizionales e che aian iscrittu sa Costituzione o non bisognu prusu o han mudau pedde. Sas premidas populistas si fachen intendere in totu su mundu che il rappresentantes chi va veddan a sabrente de sa gente, chircande su caminu prus curzu pro risolvere sos problemas. Papa Francesco in s'esortazione apostolica Evangelii Gaudium ha indicau su caminu pro torrare a imbennere sos principios de sa convivenza e de sa democrazia partecipativa. Una democrazia chi ponzat a fundamentu de sas fainas suas su populu e non sos interessos de su mundu de sa finanzia o de un'oligarchia, chi dia attaccare a sa gente e chi chirchete su bene comune.